sulla devianza, sulla criminalità, appunto a partire proprio dagli autori dei sociologi che insieme in qualche modo ci hanno accomunato. E quindi da questo punto di vista l'impegno nostro, mio personale, certamente del professor Pugioni, ma dell'intero Dipartimento, è appunto un'azione in questo senso, credo, accompagnata da una produzione scientifica. In questo momento, a testimonianza di questo, e quindi proseguendo un lavoro che è cominciato tra Nereide e il professor Pugioni a principio degli anni 60, ci stiamo interessando di suicidio, che era la parte delle ricerche che appunto con Nereide avevamo cominciato e che abbiamo interrotto. L'ultima cosa che vorrei dire sul piano personale è che la mia vita è modificata, c'è un pre-Nereide e un post-Nereide in qualche modo, sul piano della identità personale, quindi è privata, che in qualche modo però tengo per me, nelle molte conversazioni, della musica, della poesia che abbiamo condiviso, mentre certamente condivido l'aspetto professionale e morale, etico e soprattutto di impegno civile. Con l'amico Antonello siamo tutti e due nell'Istituto Gramsci e la presenza di Nereide per noi è elemento centrale. Nereide mi ha insegnato due cose principalmente, e mi ha insegnato a incarnarle, principalmente che il personale è politico nella dimensione più alta di questa espressione, quindi qui mi richiamo ai percorsi di emancipazione femminile sulla quale avevamo molte discordanze, e soprattutto come si incarna l'intellettuale gramsciano, come si vive l'intellettuale gramsciano. Quindi devo dire che la cosa che mi manca, voi avete raccontato Nereide più e meglio di me, ma mi manca fisicamente, cioè mi manca la sua presenza fisica, lo spazio che occupavamo insieme nella sua casa o in altri ambiti che avevamo scelto. Quindi spero, davvero confido che l'Istituto Gramsci e questa università diventino davvero un luogo proprio di presenza anche fisica di Nereide, perché è proprio il suo corpo, anche la sua possibilità di relazione che è la tragedia, insomma, più grande per tutti noi. Grazie.